Ma sì, Lisa, si fa anche così, Lisa, si eccoci fa. qua, Lisa. siamo in diretta. Ciao Lisa se n'è andata via. Sono qua. Allora, stavamo dicendo che tante cose arrivano dall'Avis regionale Friuli Venezia Giulia, e compresa la presidente Lisa Pivetta, che è una bravissima presidente e sa, insomma, devo dire che ti ho conosciuto tempo fa, ma sei brava. Grazie. Allora, che ci racconti adesso che siamo in fase anche di rinnovi? Quant'è? 4 anni adesso che sei presidente di Avis Friuli Venezia Giulia? Di secondo mandato, quindi direi proprio in scadenza. Addirittura il secondo, sì. Madonna, come passa il tempo, come si dice. Sì, tanto io pensavo avessi il primo mandato. Che farai invece adesso? No. Che farai adesso? Non lo so. Sicuramente non lascio Avis Friuli Venezia Giulia. Certo, poi si vedrà, insomma, Quindi è stata una bellissima esperienza, quindi vorrei continuare, insomma, a dare una mano. Ricordiamo che non si possono fare più di 2 mandati in Avis come presidente. Esatto. No? Però tu farai la vicepresidente, immagino, anche perché come si fa a stare senza di te? Perché sei brillante e hai avuto un sacco di bellissime idee in questo periodo. Beh, insomma, dai, diciamo che i risultati si sono visti, nonostante il periodaccio, ma insomma, dai. Hai dei numeri da darci così in generale di questo tuo percorso in Avis? Allora, guarda, se vuoi ti dico che il 2020, nonostante sia stato un anno bisesto e funesto, comunque a livello di donazioni per noi si è chiuso bene, perché abbiamo comunque mantenuto il trend 2019 e ovviamente il grazie va a donatori. Tutto sono stati grandiosi e hanno risposto nel momento in cui gli è stato chiesto di andare a donare. Beh, ma sappiamo che i friuliani sono gente, come si dice, tu che sei del posto, i friuliani come sono? Friulani, brava gente, dai, diciamo. Non farmi parlare friulano perché non lo so. Nel senso che sono come si può dire? Brava gente. No, brava gente. Al di là di brava gente, volevo dire forte, cioè, sì, assolutamente. Gente caparbia. Esatto, caparbia, ecco, era la parola giusta, solo che non mi veniva, caparbia. Bastava chiedere. Allora, comunque adesso, a parte gli scherzi, avete avuto dei bei successi. Ricordiamo anche il fatto che comunque in Avis Friuli Venezia Giulia ci sono delle zone importanti da aprire nuove, perché so che l'anno scorso poi la pandemia non ce l'ha permesso, ma dovevamo anche essere in zone con riso fa buon sangue di nuove aperture, no? Sì, c'è qualcosa che bolle in pentola, però al momento è tutto fermo. Poi con voi spero che si possa rivedersi e fare quello che avevamo programmato per l'anno scorso, perché insomma. Sì, mi sembra che erano a Tavagnacco e Udine, adesso non mi ricordo, ma comunque erano 2 l'anno zone. Scorso sareste dovuti venire a Pordenone, proprio per la giornata mondiale del donatore di sangue, che poi è andata come è andata, ma insomma dai. E allora, già che parliamo di Pordenone e zone così, volevo dirti, in cucina cosa mi prepareresti se vengo? La domanda la faccio apposta perché ci siamo sentiti prima e gli ho detto ti farò una domanda di cucina. Lei mi ha detto cos'è una sala? Guarda, esatto, la cucina per me è una bella stanza della casa, però a casa mia ti dico, ho anche questo, ho sposato un ex chef, quindi è difficile competere con... E allora, non ti metti in competizione. Qual è il tuo piatto preferito triestino, friulano? Qual è il tuo piatto preferito? No, qual è? Oddio, guarda, io amo molto i risotti, però bene. Non ti dico il risotto in linea di massima. Allora, e comunque, a onor del vero, mezz'ora fa ho finito di fare il tiramisù per non fare proprio brutta figura. Vedi, insomma, il tiramisù è un piatto speciale. Ascolta, allora noi ti salutiamo con tutti i nostri, veramente un abbraccio fortissimo, cara Lisa, perché insomma abbiamo convissuto con te il tuo percorso come riso fa buon sangue, anche sottoscritto. Sì, assolutamente. E siamo molto contenti di averti conosciuto e di continuare la nostra conoscenza. Speriamo di rivederci presto, perché c'è tanta voglia di abbracciarci e di sentirci anche fisicamente. Sì. E di farci 4 belle risate insieme. Esatto. Assolutamente Viva Avis Friuli Venezia Giulia, viva Lisa Pivetta. Grazie mille, un abbraccio a tutti. Ciao Lisa, a presto. Ciao.